abbia questo eterno dono, io dico sì ad un amore che è più grande di me, ad un progetto che abita solo in te. La nostra fede è una casa, tempio d'oro di paure e speranze, dimora di fratelli fragili, ma uniti da colui che è la roccia. Irrompa il tuo sì, oh Maria, in questo mondo assetato di Dio, tuo onnipotente per grazia sollevaci e portaci al tuo figlio Gesù. E nella gioia e nel dolore, nelle fatiche e nella pace, io dico sì. Inondami del tuo sorriso, perché l'eterno sia il presente, io dico sì ad un amore che è più grande di me, ad un progetto che abita solo in te. La nostra fede è una casa, tempio d'oro di paure e speranze, dimora di fratelli fragili, ma uniti da colui che è la roccia. Irrompa il tuo sì, oh Maria, in questo mondo assetato di Dio, tuo onnipotente per grazia sollevaci e portaci al tuo figlio Gesù. Tuo onnipotente per grazia sollevaci e portaci al tuo figlio Gesù. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. E siamo giunti alla sesta domenica del tempo di Pasqua. Tante intenzioni di preghiera anche oggi che ciascuno di noi porta dentro di sé. Vogliamo pregare proprio per questa prossima apertura, perché possa essere una bella apertura intelligente, graduale, un'apertura che ci aiuti a tornare passo passo, con calma, a quella vita che tutti noi desideriamo. Ricordiamo anche il 25esimo di matrimonio di Visentin Dino e di Fadin Stefania. Ricordiamo quelle famiglie, quelle persone che ci hanno chiesto un particolare ricordo in questa Eucaristia. E ci prepariamo proprio per vivere questo momento di preghiera lì dove siamo, nelle nostre case, insieme con i nostri figli, con nostra moglie, nostro marito, forse da soli. Ma creiamo questo clima di contatto con il Padre. La casa, piccola chiesa domestica, dove il Padre parla, anche lì. E in questo clima di profonda preghiera, di contatto con il Padre, chiediamo pace, riconciliazione, perdono davanti alle nostre fragilità, alle nostre occasioni di peccato. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli,
che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo e ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente, fa che viviamo con rinnovato impegno questi giorni di letizia in onore del Cristo risorto, per testimoniare nelle opere il memoriale della Pasqua che celebriamo nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Filippo scese in una città della Samaria, predicava loro il Cristo. E le folle unanimi prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, e mettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti. E vi fu grande gioia in quella città. Frattanto gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Acclamate Dio voi tutti della terra. Acclamate Dio voi tutti della terra. Acclamate Dio voi tutti della terra. Cantate la gloria del suo nome, dateli gloria con la lode. Dite a Dio, terribili sono le tue opere. Acclamate Dio voi tutti della terra. A te si prostri tutta la terra, a te canti inni, canti al tuo nome. Venite e vedete le opere di Dio, terribile nel suo agire sugli uomini. Acclamate Dio voi tutti della terra. Egli cambiò il mare in terraferma, passarono a piedi il fiume, per questo in lui esultiamo di gioia, con la sua forza domina in eterno. Acclamate Dio voi tutti della terra. Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, narrerò quanto per me ha fatto. Sia benedetto Dio,
che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua misericordia. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio. Messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore. Il Padre mio lo amerà e noi verremo a Lui. Il Signore sia con voi E con il tuo spirito. dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. E io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paraclito, perché rimanga con voi per sempre. Lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio, e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anche io lo amerò e mi manifesterò a Lui. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Un'espressione mi colpisce molto di questo Vangelo. È proprio un'espressione che sta all'inizio: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Un po' il centro per me di questa riflessione insieme con voi in questa domenica. Sembra quasi un'espressione molto difficile e tante volte interpretiamo in maniera difficile il Vangelo perché è molto semplice. Questa espressione mi ha fatto venire in mente un dialogo con quella che è la mia guida spirituale. Ormai diversi anni fa, in un dialogo con lui, mi stavo lamentando. Mi lamentavo delle persone e delle insoddisfazioni che vivevo in certe situazioni, la rabbia, una lista di lamentazioni. E a un certo momento
mi blocca, la mia guida spirituale mi dice: ma tu vuoi bene a quello che vivi? Vuoi bene alle situazioni che stai vivendo, a quelle persone che stai incontrando? Vuoi bene a quella situazione che ti mette a disagio? E davanti a questa domanda si sono sciolte un sacco di cose, un sacco di pensieri, un sacco di giudizi, un sacco di precomprensioni. Vuoi bene. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Quel se è interessante. E dice che non si può amare, non si può fare niente per comando, ma per un amore libero e liberante. Se ha tutta la dimensione della libertà, quel se del Vangelo. Se amate. E la parola amore sappiamo bene che racchiude in sé un infinito, qualche cosa che non possiamo mai contenere del tutto, l'amore. Non è un sentimento passeggero, non è qualche cosa che oggi c'è e domani non c'è più, è qualcosa di molto più grande, perché ci prende l'anima, il corpo, i pensieri, il cuore, la volontà, le azioni, prende tutto l'amore. Ama e fa quello che vuoi, nella famosissima espressione di Sant'Agostino. E ci fa capire che il motore del nostro vivere, ciò che noi possiamo avere come ausilio, come aiuto per comprendere quello che è bene e quello che è male, per stare dentro anche i momenti più difficili della vita, è proprio l'amore, il motore di tutto quanto. Quante parole, quanti esempi, quante dritte giuste noi abbiamo ricevuto da quelle persone che ci hanno amato e che magari continuano a volerci bene. Potremmo fermarci qui e chiudere gli occhi tutti quanti a casa nostra e fare memoria di quelle persone che ci hanno amato. E forse sono quelle, solo quelle, che ci hanno dato l'input più importanti per la nostra vita. Recuperare chi mi ha amato e farmi sentire una presenza che mi porta avanti nella vita. Farmi recuperare chi mi sta amando, quanto bene può farci. E in modo particolare questo Vangelo me lo dice del Maestro, colui che mi ama, Gesù, che è riflesso dell'amore del Padre. Un Gesù che aveva scaldato il cuore, appassionato, affascinato, li lascia i discepoli, li lascia questi uomini che lui ha innamorato e lascia lo Spirito consolatore, colui che sta con chi è solo. Sta con chi è solo e si manifesta con parole, con gesti, con persone che ci hanno amato e che ci amano. Lì possiamo cogliere ancora questa presenza del Consolatore. Penso ci sia bisogno di recuperare parole d'amore che ci accorgiamo che ci sono ancora persone che ci vogliono bene. E oggi non è così scontato accorgerci di queste persone. Non è così scontato anche perché vorremmo essere amati come vorremmo noi, come piace a noi. Scoprire che c'è una dimensione dell'amore che ci accompagna è un'arte nella vita. Penso a quante storie di amore incompreso dentro le nostre case, tra marito e moglie, con i figli, quanto amore incompreso. Ma quanto amore incompreso anche dentro le nostre comunità cristiane, oppure lì dove lavoriamo, un desiderio di fare il bene, di portare il bene e non è compreso, o tra amici. Chi non sa, chi non si sente amato è morto dentro. E tante volte vediamo delle persone inacidite, incattivite nei confronti della vita, e probabilmente perché non si sentono amate. Penso che la vita cristiana, la vita di fede, è scoprire questa presenza d'amore. È un'arte bellissima, un dono grande. La vita cristiana non ci dà un Dio già preconfezionato, ma ci invita a cercarlo, a gustarlo, a conservarlo, dentro le vicende della vita di tutti i giorni, saperlo scoprire. Penso che a volte la nostra vita cristiana ci delude perché non ci presenta delle ricette automaticamente efficaci per la nostra vita serena.
ma Dio ci ha dato degli strumenti, ci ha dato un'intelligenza, un cuore, degli occhi, una sensibilità per poterlo scoprire. Perché usiamo tutto questo e saperlo recepire dentro questa nostra vita, perché ci lasciamo amare dalle vicende di questa vita, perché Lui è dentro questa vita. È il segreto, penso, per una vita serena, quello di accorgermi di essere amato, o di aver avuto almeno una persona che mi ha amato, sicuramente il Padre. E quando so di essere amato, allora io ho bisogno di spendermi e di amare, ho bisogno di ricambiare questo amore, ho bisogno di osservare questi comandi che Dio mi ha dato, non per dovere, ma proprio per amore. In definitiva, penso che questo Vangelo, almeno a me, oggi insegna un amore estroverso, cioè che guarda fuori di noi stessi, se mi amate. Un invito forte ad alzare gli occhi verso un amore altro rispetto a noi stessi. Ogni volta che io sbotto, che giudico, che mi arrabbio, quando non sopporto certe situazioni o certe persone, mi accorgo che sto amando solo me stesso. Ma l'amore non ama le porte chiuse. È nella sua natura essere estroverso, libero e liberante. E proprio ogni volta che punto solo lo sguardo su di me, c'è rabbia, risentimento, voglia di primeggiare. E ogni volta che punto lo sguardo sul Padre, un amore estroverso, sulla scia dei Suoi comandi, tutto cambia e respira di infinito. Vorrei chiudere questo piccolo pensiero con voi con le parole di un personaggio, e vi dico alla fine chi è, perché sintetizza proprio questo pensiero secondo me. Diceva così: in un mondo che va perdendo la capacità di amare, man mano che perde la capacità di conoscere Dio, e facendo l'uomo centro del suo pensiero e della sua attività, divinizza se stesso e spegne la luce della verità. Noi proclameremo continuamente la legge dell'amore. Si chiamava Papa Paolo VI nel 1956. E vorrei chiudere proprio con queste semplici battute. Una intelligenza senza amore ti rende insensibile. La giustizia senza amore ti rende ipocrita. Il successo senza amore ci rende arroganti. La ricchezza senza amore ci rende avari. Il lavoro senza amore ci rende schiavi. Una preghiera senza amore ci rende aridi. La fede senza amore ci rende fanatici. La croce senza amore si converte in sofferenza e tortura. La vita senza amore non avrebbe alcun senso. Se mi amate, osserverete. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, il Signore risorto ci ha promesso il dono dello Spirito Santo. Egli prega in noi e ci sollecita a rendere ragione della nostra speranza. Con questa fede presentiamo a Lui le nostre preghiere e diciamo insieme: Signore, salvaci. Signore, salvaci. Per la Chiesa tua sposa, perché obbediente ai comandamenti, sia sempre docile e fedele alla tua parola, preghiamo. Signore, salvaci. Per coloro che ci governano, perché ad imitazione di te, che sei mite e umile di cuore, lavorino per il bene, nella ricerca dell'unità, della giustizia, della pace, preghiamo. Signore, salvaci. Per i popoli che vivono nella povertà a causa delle calamità naturali, delle guerre, delle ingiustizie, perché sia loro riconosciuto il diritto a una vita sicura e dignitosa, preghiamo. Signore, salvaci. Per coloro che hanno perso la vita nell'adempimento del proprio servizio, perché sul tuo esempio il loro sacrificio stimoli l'edificazione di una società più giusta e rispettosa della vita umana, preghiamo. Signore, salvaci. Per la nostra comunità, che celebra l'Eucaristia, perché testimoni la sua fede con azioni concrete di carità, per produrre frutti di conversione, di comunione e di santità, preghiamo. Signore, salvaci. O Signore misericordioso e fedele, concedici il dono pasquale dello Spirito Santo, perché ci insegni ad amare i fratelli e ad accogliere la volontà del Padre tuo, che vive e regna con te nei secoli dei secoli. Amen.
Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Signore, l'offerta del nostro sacrificio, perché rinnovati nello Spirito possiamo rispondere sempre meglio all'opera della tua redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito In alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi e donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, vittima e sacerdote. Per questo grande mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo, il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio,
ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione ed in particolare dei defunti della famiglia Borghesan, Cesare, Giovanni, Mafalda, dei defunti della famiglia Pasotto Enrico, Rando Roberto, Voltiana, Gina, Daniela, Nerina, Pasqua, Lina, Emma, Angela, Rosa, Lucia, Barolo Vittorio, Angelina, Antonia, Carlo, Rossato Guido, Baratto Maria Mafalda e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Non vi lascio orfani, c'è un consolatore, c'è uno spirito che vi accompagna. Questa è la bellezza e la profondità di un Vangelo che ci promette un Dio che è accanto a noi. Anche se qualcuno di noi potesse sentirsi solo, abbandonato, orfano, senza padre, il Padre dice: io sono con te, io sono in te. E nella preghiera possiamo sperimentare proprio questa presenza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo regno, tu la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
E beati noi, invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola di Dio sarò salvato. Chi ci segue anche da casa può ora fare la comunione spirituale. Con questa preghiera vogliamo dire il nostro amore al Signore, la nostra disponibilità a lasciarci amare da Lui. Ai tuoi piedi, o mio Gesù, mi prostro e ti offro il pentimento del mio cuore contrito, che si abissa nel suo nulla e nella tua santa presenza. Ti adoro nel sacramento del tuo amore. Desidero riceverti nella povera dimora che ti offre il mio cuore. In attesa della felicità della comunione sacramentale, voglio possederti in spirito. Vieni a me, o mio Gesù, che io venga da te. Possa il tuo amore infiammare tutto il mio essere, per la vita e per la morte. Credo in te, spero in te, ti amo, e così sia. Preghiamo. Dio grande e misericordioso, che nel Signore risorto riporti l'umanità alla speranza eterna, accresce in noi l'efficacia del mistero pasquale con la forza di questo sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ancora gli auguri per il 25esimo di matrimonio di Visentin Dino e Fadin Stefania, ma anche un momento di preghiera profonda per i familiari di Bellotto Lino che in questa settimana abbiamo accompagnato nella casa del Padre. Oggi avevamo programmato un'iniziativa che l'anno scorso ha avuto una bella risonanza, una bella partecipazione, la passeggiata in rosa, con una raccolta di fondi a sostegno dello IOV di Padova. Speriamo di poterla realizzare
nell'arco del tempo estivo o tra qualche mese. Stiamo pulendo, sanificando le nostre chiese di tutta l'unità pastorale. Un grazie ai gruppi di pulizia e ai volontari che si sono aggiunti, ma chiediamo anche se altre persone hanno la disponibilità di dare un po' del proprio tempo, perché quando inizieremo a celebrare l'Eucaristia con tutti i fedeli in chiesa avremo bisogno di volontari proprio per una piccola sanificazione subito dopo ogni celebrazione, altrimenti non potremo celebrare la messa successiva. Inizieremo in questa settimana le Sante Messe feriali, dal lunedì al venerdì a Santa Margherita d'Adige e dal martedì al venerdì a Saletto, poi vedremo le altre realtà. Domenica prossima la prima messa festiva aperta a tutte le parrocchie e la faremo, come sapete, in campo sportivo a Saletto, non alle 10 ma alle 18:30. Un grazie alla Protezione Civile, all'amministrazione comunale, ai volontari delle parrocchie che hanno dato la disponibilità, l'appoggio, il sostegno per l'organizzazione di tutto quello che servirà per poter celebrare bene, dignitosamente e in sicurezza. Dobbiamo ricordare di portare la mascherina e magari un cappello o un ombrello a seconda di quello che sarà il tempo. Sarà possibile ancora vedere e assistere all'Eucaristia su questo canale, su Facebook, su YouTube, anche alle 18:30 di domenica prossima. E invochiamo su tutti voi una grande benedizione del Signore che vi accompagni in questa settimana di graduale ripresa della vita più o meno ordinaria. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica e vi accompagni sempre Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. E una serena domenica a tutti voi.